Benvenuti, bentrovati qui da Cison di Valmarino. Siamo nello stand della venetoglobe.com e oggi ospitiamo finalmente una donna, perché con tutti gli artigiani che abbiamo ospitato, ma tutti uomini, finalmente una donna. Helen Gnocchi, buona giornata, buona serata Helen. Buonasera a tutti. Allora, Helen Gnocchi, e quindi abbiamo la possibilità di parlare, di collegarci anche con gli amici che ci ascolteranno, che ci vedranno dall'altra parte dell'oceano, insomma con il Brasile, no? Con il grande Brasile. Perché abbiamo ospite Helen? Perché Helen intanto è presidente dell'associazione Amazonas, spero di dire giusto, che è stata fondata nel 2005 nel comune di Marconna, Venezia, come risposta alla crescente richiesta di corsi di portoghese e italiano per stranieri. Ma di questo ne parliamo magari poi, perché poi tu nasci come scrittrice, giusto? Diciamo che mi sono scoperta scrittrice. Vabbè, l'importante è scoprirsi. Esatto, l'importante è scoprirsi. Anzi, mi hanno scoperta scrittrice, anzi raccontista, mi definiscono in Brasile. È quella contista, no? Che sarebbe, scrivo racconti in realtà, e quindi sono stata scoperta così perché per uno scherzo di famiglia, diciamo così, hanno inviato un racconto sull'immigrazione. Succede sempre così, quelli più cari intorno a te fanno questi scherzi, però insomma molte volte sono scherzi giusti, a buon fine. Esatto, e quindi c'era un concorso in cui questo mio fratello ha inviato uno dei miei racconti sull'immigrazione. Io sono figlia di italiano, per cui sono figlia della terra qui, tornata, si chiamano gli italiani di ritorno, no? Io sono l'italiana di ritorno, esatto, e scrivo abbastanza sull'immigrazione, sulle problematiche che vivono tutti gli immigrati, avendo anche vissuto, no, sulla pelle, nonostante sia della terra. C'è sempre una differenza culturale, anche minima nel mio caso, perché comunque mio padre era italiano, è deceduto, e quindi c'è sempre questa difficoltà, e questo è la ponte che io creo, un ponte per la ponte in portoghese, a ponte, un ponte culturale per collegare i due paesi. Che diventa fondamentale, che lo abbiamo capito in tutti questi mesi, anni in cui conosciamo questi rapporti italo-brasiliani. Sappiamo che ci sono questi problemi quando uno arriva, quando i documenti, le cose da fare, esatto. È una ripetizione di quello che è successo anche con gli italiani che emigrarono in Brasile, no? Avevano le stesse difficoltà, la nostalgia, la saudade. Esatto, e anche tutte le problematiche di conoscere come si vive, conoscere anche come il sistema scolastico, ad esempio, che ha figli, eccetera. Tutto questo con l'associazione Amazonas, appunto tornando a lì, noi creiamo un ponte proprio per aiutare questo tipo di integrazione, che è un'integrazione molto positiva e che porta al territorio anche dei valori. Abbiamo detto nata nel 2000? L'associazione è nata nel 2005. Nel 2005. Esatto. È nata Quindi nel 2005. ne sono passati di anni, insomma. Sì, sono 14 anni che io sono la presidente. E dal piccolino, dal paese piccolo, oggi siamo riconosciute anche dal consolato brasiliano di Milano. Io faccio parte del Consiglio dei cittadini brasiliani, che è un consiglio volto a portare le problematiche che vivono i brasiliani, ma gli italo-brasiliani, gli italo-brasiliani del luogo, no? Che vivono, nel nostro caso, nel mio caso in specifico, mi occupo di Venezia, ma mi allungo un poco a Treviso perché siamo in frontiera, diciamo così, tra Marcon. Quindi seguiamo un po' tutte le persone. Sono altre associazioni che fanno parte di questo consiglio che fanno più o meno la stessa cosa, più o meno. Quante persone siete all'interno dell'associazione? All'interno dell'associazione arriviamo a una centinaia più o meno, che ci lavorano, poi ci siamo tutti i sostenitori, le persone, insomma nella nostra pagina Facebook è seguita da 2000 e circa 600 persone, esatto, e poi tutte le altre che ci vengono a conoscere. Diamo l'indirizzo? Sì, pagina Facebook, potete trovarci come associazione Amazonas,
E anche abbiamo anche il sito internet che è sempre su quei siti gratuiti, comunque ci siamo come sempre Associazione Amazonas, basta scrivere Associazione Amazonas, trovate tutto quello che volete sapere di Parlavamo e ci dicevi prima di consolato, no? Perché so che tu hai fatto una cosa importante, insomma, per quanto riguarda i cittadini che per andare a votare dovevano spostarsi, dovevano andare a Milano, adesso invece tutto ciò è stato reso un pochino più facile, un pochino più semplice, sì, e non pochino. Non posso prendere i meriti, perché in realtà è il nostro dialogo col consolato italiano, brasiliano, che ha fatto sì che il consolato stesso, attraverso noi, Associazione Amazonas, ma ci sono qualche altra associazione del Veneto e anche l'associazione che si trova a Trieste, che sono associazioni collegate e accreditata dal consolato, che si sono un po' unite le forze. Diciamo che essendo le locali delle elezioni da noi a Venezia, noi abbiamo avuto più l'incarico, diciamo, abbiamo avuto più le mani in pasta, esatto, e quindi ci siamo mosse tutte, però ci sono stata una partecipazione, una volontà sicuramente di tutti i brasiliani. Quindi perché prima un brasiliano che si trovava qua e voleva votare per le elezioni del suo paese doveva prendere la macchinina o il treno e andare a Milano. Sì, adesso doveva invece andare a Milano. Perché intanto le elezioni sono il voto è obbligatorio. È obbligatorio. Esatto, è obbligatorio, quindi è un dovere del cittadino. Esatto, un diritto, ma soprattutto un dovere in Brasile di farlo. E doveva prendere a volte il giorno di lavoro, doveva prendere, a parte che è domenica, però molte cose che possono, c'è gente che lavora domenica, per cui devono interrompere proprio la giornata per andare a Milano e una fila enorme, insomma, per votare. Venendo a Venezia tutto è più facile, quindi ringrazio anche il consolato che ci ha ascoltato, insomma, ha ascoltato tutti i brasiliani che hanno bisogno assolutamente e sanno che hanno l'appoggio sull'Associazione Amazonas, ma anche altre associazioni del territorio che è collegate a loro. Associazione Amazonas che da quello che mi racconti, da quello che mi hai raccontato, è più che mai viva sul territorio. Quali sono le prossime cose su cui state lavorando? Allora, l'associazione Amazonas, se puoi svelarle. Sì, sono tutte che sono già tutte pronte per quest'anno. Allora, tornando solo al discorso del libro, no? Dei miei racconti, attraverso il primo concorso che io partecipai, che ho avuto il premio, ho potuto portare anche l'idea di fare un concorso per le scuole, ma un concorso che facesse la colleganza ancora tra il Brasile e l'Italia, il collegamento, ci chiama la colleganza anche. Che è il Brasile con i ragazzi che scrivono, italiani che scrivono sul Brasile e i ragazzi italiani e brasiliani che scrivono sull'Italia. E questo è importante perché da questo verrà fuori un premio, una premiazione che per dicembre, secondo me, sarà pronto il libro e verranno pubblicati questi racconti, sono temi di scuola. E questo è molto importante. Continuiamo a dialogare col Brasile, lì c'è la signora che sta curando la parte, sono vari di loro, però una di loro è la Rosalie Gallo, che fa parte anche del libro in cui ho partecipato come scrittrice. Questa volta faccio la traduttrice insieme a una mia collega, Giada Mattu, che fa anche la traduzione di questo anche di questo concorso. Prima di ritornare sui libri che poi vediamo, mi premeva, è un'associazione non soltanto di una certa zona del Brasile, ma di tutto il Brasile. Sì, la nostra associazione non solo Brasile, anche l'Italia, perché è italo-brasiliana. Italo-brasiliana, esatto. Essendo italo-brasiliana include anche gli italiani che fanno parte e soprattutto i brasiliani di tutte le parti. Dentro l'amministrativo ci sono, io sono di San Paolo, però ci sono altre due, le mie amiche che fanno parte, che sono di Bahia, Salvador da Bahia, e c'è anche di Recife, e quindi noi veramente poi ricordiamo l'italiana Doc, che è la Mara, che è la nostra vicepresidente onoraria,
che è italiana al 100%, pugliese al quindi 100%. Abbiamo proprio. Senti, perché ti ho fatto questa domanda perché noi, grazie all'amico che sta riprendendoci, Antonio Luis Piccoli, conosciamo quella parte del Brasile che è molto radicata in queste zone, nel Trevigiano, certo, nel Vicentino, nel Bellunese, l'immigrazione, insomma, è per quello che ti ho fatto questa domanda, perché non solo no. Rio Grande do Sul. Allora, no, anche perché ci sono molte, la nostra associazione nasce con donne. Le donne, molte di loro erano... Beata questa associazione. Nasce con 3 donne, poi Claudia, Leila ed io, nasce così nel 2005, poi prendo in mano più che altro la situazione io come presidente da allora, sì, e porto avanti con gli altri anche italiani. E si consolida perché ci sono tante brasiliane che arrivano e sono sposate con italiani, per cui di tutte le parti del Brasile arrivano, e quindi è per questo motivo che abbiamo anche fondata, per far vedere e conoscere qui in Italia un Brasile che non è molto conosciuto. È vero. Un Brasile, appunto, o lo conoscono il sud, le realtà del sud, o conosco estremamente il nord, però il Brasile è molto grande. Grandissimo. Esatto, pertanto sarà difficile anche portare tutte le cose immagino. qua, però pian pianino lo stiamo facendo conoscere la cultura, con questo intercambio culturale anche con l'Italia, dialogando sempre con l'Italia, perché è fondamentale. Noi abbiamo figli italiani, io sono italo-brasiliana, per cui da padre italiano, però in generale abbiamo anche i nostri figli qua, e quindi noi abbiamo questo dialogo continuo con l'Italia, che è importante. È importante. Esatto. Ritorniamo sui libri, perché mi piace questo racconto, perché mi fa tornare in mente una canzoncina che... questi gli gnocchi di zia Peppina che Lebre caffè di zia Peppina invece, sì, esatto. Esatto, è nata da lì. È nata da lì? Sì, io sentivo spesso gli gnocchi, no, adesso ho cambiato la canzone, il caffè di zia Peppina che non si beve la mattina, sì, no? Una di notte con caffè, ma perché? Brava, ve la sai meglio di me. Esatto, allora è partito da lì perché io faccio i gnocchi di cognome, no? E quindi... è tutto legato. Tutto legato. Allora, facendo gnocchi di cognome, un cognome zia Peppina così, chi è? No, non so, è una creazione. In realtà ho tante zie, ma non so se ho avuto mai una zia Peppina. In realtà questa zia Peppina è la zia che ho conosciuto a Napoli. Io sono vissuto un periodo a Napoli e c'era una zia che si chiama zia Pinna. Allora sì, c'è lei nel mio cuore, no? Diciamo che lo scrittore non è mai del tutto vago, no? C'è sempre una motivazione e un omaggio che fai a qualcosa o a qualcuno. In questo caso c'è un omaggio a Peppina di Napoli, c'è un omaggio a mio padre perché ci sono gli gnocchi, la famiglia gnocchi, e pertanto gli gnocchi di zia Peppina. Gli gnocchi di zia Peppina va benissimo. Esatto. Senti, c'è qualcosa che ti manca da fare, che vorresti fare, il sogno nel cassetto, come si suol dire? Tanti sogni, sì? nel cassetto. Io vivo dei sogni, pian pianino realizzo i sogni, no? Perché sei brava a realizzarli, perché non tutti li realizzano. Ci credo, è per quello. Ecco, brava. E quindi invito le persone a crederci, anche quando dicono sei pazza, perché a me mi hanno detto in tanti, ma sei pazza, un'associazione Amazon, creare un'associazione, perché Amazonas e tutte queste cose. Io ho detto no, io inseguo i miei sogni. Tra l'altro uno dei miei sogni, molti di questi ho realizzato, no? Anche volevo laurearmi in Italia, mi sono laureata in Italia, insomma ovviamente tutto c'è sacrificio e tutto c'è grande volontà, e non mollare mai, non dovete mollare mai. Anche quando dicono che non è possibile, bisogna crederci. Bene, allora con questa botta di positività che ci hai dato, noi ti salutiamo. È la prima volta che vieni a Cison di Valmarino? Sì, adesso voglio conoscerla tutta. Adesso i visitalo brasiliani, perché è molto carino e molto particolare. Qui ci sono a portare i brasiliani in sono tour. contenta perché c'è l'artigianato vivo. Io sono una che crede nelle manualità anche. Bene. Quindi nonostante sia intellettuale tra virgolette, ci credo nella manualità. C'è una manuale perché ma io non so quella ferma. Tu scrivi con la penna o lavori al computer? Penna, sì. Vabbè. E sul treno dove prendo gli spunti. No, ma soprattutto sono anche un'artigiana, perché
quando noi facciamo gli eventi io creo anche con la mano, quindi non è che sto ferma a guardare il comando, io sono là in mezzo che lavora, esatto, tutti devono dare un contributo. Bene, allora io ringrazio Hélène Gnocchi che è stata quest'oggi qui con noi. In bocca al lupo per l'associazione Amazonas, a tutti i tuoi progetti, ma abbiamo capito che insomma sei una donna che non molla, quindi vai avanti e porterai avanti ulteriori Andiamo avanti progetti. Tutti insieme. Forza Italia, Forza Brasile. Forza insomma, Italia, Forza Brasile. Noi ci scontriamo solo nel calcio, quindi va bene così. Va bene, dai, aspettiamo per la prossima partita amichevole. Vediamo cosa succederà, ma non importa, va bene Amazonas. Va bene. Ciao e grazie ancora. Ciao, grazie a tutti.